Ciao a tutti, mi è stato chiesto farvi tutorial di una mascherina, ok? Io ho il modello che faccio io è un po' più complicato, perciò se volete dopo eventualmente farò anche il modello di questo. Oggi vi spiegherò come fare la classica mascherina come quella chirurgica, insomma come quella che non trovate in farmacia. Allora, ci servirà per fare il cartomodello un foglio A4, ok? Noi segniamo 20 centimetri dall'inizio del foglio, tiriamo una riga, è tutto molto semplice, tagliamo la stessa cosa, cioè dopo, ok, appoggiamo il nostro cartomodello su un tessuto. Allora io vorrei consigliarvi due cose su tessuti, ok, perché la mia io la produco col cotone e con TNT. So che non è facile per voi tutti trovare così da un giorno all'altro TNT, però noi abbiamo fatto una scoperta a casa, ok? Praticamente abbiamo scoperto che quelle borsette, cosiddette famose borsette da supermercato, quelle morbide, tra virgolette, sono fatte di TNT, perciò potete anche trovarle magari qualcuno a casa, oppure anche certe interne delle borse sono fatte di TNT. Comunque, se no, in prova contraria, se non avete proprio trovato a casa TNT, potete usare carta da forno. Allora, prendete il foglio, ok, che è il nostro famoso cartomodello, lo appoggiate al cotone, al lenzuolo, le federe vecchie, insomma, ritagliate il quadrato, ok, ci servono due parti di questo, ok. Dopodiché io non vi faccio vedere come cucio perché sarebbe un spreco di tempo enorme. Allora vi solo spiego dove faccio le cuciture e come proseguo dopo. Allora, al rovescio dobbiamo eseguire tre cuciture. Allora, dobbiamo passare fin in fondo, lato superiore e lato destro. Dopodiché cuci le rovesciate la mascherina, ok? La rovesciate alla parte bella, insomma, tra virgolette. E qua ci sono due soluzioni. Se avevate TNT a casa, la vostra mascherina deve avere tre parti di questo, ok? Perciò voi cucite anche la parte giù. Nel caso che voi non abbiate trovato il TNT a casa, ok? E usate carta da forno, io vi consiglio lasciare questa parte giù aperta, così nella maniera che tutti i giorni potete inserire un foglio, un pezzo di carta da forno all'interno della vostra tasca, ok? Dopodiché, cosa facciamo? Io faccio così. Allora, facciamo 4 centimetri da sopra, ok? E 4 centimetri da sotto. Così è quel spazio là che vi serve sul naso e giù sul mento per chiudere bene, ok? Ecco la nostra mascherina già fatta. E facciamo le pieghe. Voi la stessa cosa la fate col tessuto. Ok, io faccio 3 pieghe, come vedete. Ecco qua. Dopodiché vi faccio vedere con questo così vedete che è un'altra cosa, è un altro filo. Dopodiché dovete fare un'altra cucitura partendo da qua in giù e la stessa cosa dall'altra parte. Ecco, la mascherina è già pronta, ok? Non vi resta altro che attaccare o l'elastico come ho fatto io, ok? O semplici nastrini, quello che trovate a casa, ok? Dopodiché la potete legare e siete a posto perché questa mascherina comunque vi copre da tutte le parti, piuttosto di niente, è un modello molto semplice e molto utile, insomma, da fare comunque in 10 minuti anche per uno che non è sarta. Andrà tutto bene, forza ragazzi, ce la faremo, uniti tutti insieme ce la faremo alla grande. Ciao!